Questo emendamento è in sostanza un tentativo di trovare uno spazio che volentieri mettiamo in condivisione anche con il resto del Consiglio, ma ricordo che a seguito delle nuove regole di contabilità, della puntigliosità con cui la Corte dei Conti spulcia le nostre attività, eccetera, eccetera, è impossibile per un consigliere regionale presentare un disegno di legge senza avere la necessaria copertura finanziaria. Ora, la maggioranza credo abbia più facilmente accesso alla disponibilità di capitoli che in qualche modo possono essere almeno citati. Per quanto riguarda l'opposizione, quello che normalmente accade è che la prima cosa che viene contestata è la copertura. Noi tutti sappiamo che la copertura per una legge viene immediatamente trovata se c'è intenzione di portare avanti questa legge, e se non c'è è la prima scusa che si utilizza per bloccare. Allora noi riteniamo che utilizzare degli accorgimenti contabili per bloccare l'attività dei consiglieri legittima e istituzionale dei consiglieri regionali sia una misura piuttosto bassa. Allora, per rendere coerente l'emendamento che abbiamo presentato, noi semplicemente abbiamo fatto il conto degli impegni che le nostre proposte di legge già presentate e che vorremmo discutere e quindi almeno riuscire a portare all'attenzione dell'Aula entro quest'anno, sono quelli citati nel capitolo. Abbiamo fatto la somma e abbiamo fatto uno stanziamento. Ora, noi naturalmente vogliamo portare l'argomento all'attenzione, non siamo fermi o assolutamente intransigenti sulla cifra che abbiamo riportato, però pensiamo che sia opportuno lasciare almeno teoricamente una cifra che non siano 10.000 euro, perché sarebbe un'ulteriore presa in giro, nella disponibilità teorica dei consiglieri per poter almeno presentare un disegno di legge che abbia tutte le carte in regola. Ricordo che è già stato annunciato un'ulteriore manovrina in ottobre, dove se queste cifre poi non sono state utilizzate possono essere reimpiegate in modo da non generare avanzo. Faccio anche un piccolo intervento sull'articolo e soprattutto in relazione ai due emendamenti presentati da Cagneluti e Paviotti a proposito della gestione degli avanzi dei gruppi. Cagneluti ha già citato, i soldi dei gruppi sono notevolmente cambiati, la disponibilità rispetto alla scorsa legislatura, e tranne che per quei primi mesi dove sono stati girati fondi che sono ancora sufficienti per tranquillamente gestire le attività dei gruppi. Ora, il fatto di trovare una soluzione per questi che sembrano degli avanzi stratosferici, penso che si possa in qualche modo trovare una misura che rimarrà solamente teorica, perché a partire dalla prossima legislatura, cioè fra meno di un anno, questo problema non credo si presenterà più, però forse magari potremmo, come dire, dichiarare l'intenzione di farlo e riservarci di farlo con più tranquillità, mandando in commissione questi due emendamenti e fare un approfondimento su qual è il modo migliore per poter accontentare la Corte dei Conti.